Buon di sabato pomeriggio, benvenuti all'11ª puntata di questa maratona televisiva di 3 ore in diretta. Siamo in diretta perché sono le 15:02, 33 secondi, 34, 35, no vabbè mi fermo. Sapete che in questo pomeriggio ci saranno tante rubriche, Iustarte Libri, Sapori di Cinema, l'oroscopo, Pittori a confronto, l'emigrante e come sempre partiamo con la prima rubrica Io canto per. Ed eccomi seduta accanto al padrino dei concorrenti di oggi, il maestro Angelo Martini. Che onore, padrino. Padrino. No, quando ho letto sulle tue locandine bellissime, realizzate da Beatrice, e padrino, ho pensato subito a Nino Rota. Al padrino non indominore, padrino inteso anche come padrino colui che battezza in qualche modo, certo, anche se i nostri concorrenti, alcuni sono già strutturati come abbiamo detto, hanno già delle carriere avviate, altri stanno all'inizio e quindi insomma in qualche modo tu fai da... È da anni che lo facciamo, che lo faccio con, esatto. con tanto onore e piacere, perché i ragazzi vanno portati avanti, non ci sono molte vetrine come... ma so che il tuo programma c'è un successo incredibile, non ci sono più spazi, come facciamo? Non ci sono... vabbè, vediamo, insomma, magari faremo una seconda edizione. Adesso siamo partiti, sai, quando si parte sempre un po' in sordina e poi si vede mano a mano. E poi tu sei forse una delle più brave presentatrici italiane. No, vabbè, presentatrice sei proprio cantante, non sono io, ecco, no, presentatrice dei cantanti e poi numero tutto il uno. resto, forse l'ideatrice di una cosa carina come l'emigrante che sai a cui io tengo tantissimo. Sono affezionato, poi, geniale. Tutto il resto è un po' un divenire che mi fa piacere fare anche per stare oggi insieme. C'è un top, Oggi è un top, e non mi fai il padrino e basta. Vabbè, non faccio Angelo Martini, oltre ad essere un direttore d'orchestra, un maestro, non lo sanno pochi. Lo sanno in pochi, infatti lo stiamo dicendo adesso, è anche un conduttore. Io dico anche un conduttore perché i più lo conoscono come un conduttore, ma in realtà lui è tutt'altro. E poi adesso vedrete, soprattutto nella seconda parte di Io canto per, quindi quella che va dalle 17:30 fino alle 18, la cultura musicale di Angelo Martini. Mi sono divertito dei cantanti veramente straordinari, c'è un 50% di cover e 50% di inediti. Perfetto. Bene, va benissimo. E oltre al maestro Martini abbiamo un altro maestro che è sempre con noi e ci accompagna in tutte le puntate, Alex Parravano. Eccolo. Che è stato al premio e lavoro il mio direttore d'orchestra, è stato, diciamo. Salutiamo anche Giuseppe Lavore, il premio Lavore, perché la nostra trasmissione è aperta a tutto quello che gira comunque nel mercato musicale italiano. Festival, certo. Esatto, non abbiamo, come dire, pregiudizi per nessuno, siamo aperti a tutti. Io devo dire con un occhio di riguardo ai ragazzi che scrivono ad albea.associazione@gmail.com, quindi se qualche ragazzo scrive a questa mail e mi sottopone un brano, siate sicuri che noi lo prenderemo in considerazione. Io sono molto affezionato ai cantautori che scrivono e lasciano nella storia la loro anima. Bene, partiamo subito con la gara, altrimenti il tempo proprio vola. Vedrai come queste 3 ore voleranno, sembrano tante ma poi volano, con il codice dove sono 01. Mandiamo anche la scheda con il codice 01 Funamboli Bubbles. Io canto per cadi 7 volte, sfuggi alla sorte, cerchi di rialzarti e non finire più in disparte. Passi come piuma, non avrò paura, la vita è come una corda, si spezza, tu tienila su. In questa vita siamo come funamboli, appesi all'aria come soli coriandoli, un'esigenza che ricerca l'abilità, se in uno stato di estrema gravità. Senza aria non c'è vento, senza sole e buio intorno, l'equilibrio non mi basta più. Senza acqua è una fatica, senza terra non c'è vita, l'equilibrio non mi basta più. Perché ti senti stabile, ti muovi in bilico tra le idee. Perché ti senti stabile, ti muovi in bilico tra le idee.
no, tu cadrai e i tuoi sbagli ancora rifarai. In questa vita siamo come funamboli, appesi all'aria come soli coriandoli, un'esigenza che ricerca l'abilità, se in uno stato di estrema gravità. Senza aria non c'è vento, senza sole e buio intorno, l'equilibrio non mi basta più. Senza acqua è una fatica, senza terra non c'è vita, l'equilibrio non mi basta più. Perché ti senti instabile, ti muovi in bilico tra le idee. Perché ti senti instabile, ti muovi in bilico tra le idee. Cadi tu, cado io, prima tu, parto io, il voto non ha limiti. Cado, 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 cado. Cadi tu, cado io, prima tu, parto io, il voto non ha limiti. Cado, 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 cado. Senza aria non c'è vento, senza sole e buio intorno, l'equilibrio non mi basta più. Senza acqua è una fatica, senza terra non c'è vita, l'equilibrio non mi basta più. Perché ti senti instabile, ti muovi in bilico tra le idee. Perché ti senti instabile, ti muovi in bilico tra le idee. Bubbles, ba 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 ba. Bubbles! Oh, grazie. E forse un microfono ve lo dovevate tenere? Ve lo lascio uno? Dai, lo lascio a te. Ecco, ti vedo preso. Giusto una cosa puoi dire, perché devono votare da casa e quindi I Bubbles voglio li solo ricordare conosco. che da casa possono votare quando Sì. si sono esibiti tutti e 4 i cantanti, vi daremo noi il numero e noi vi spiegheremo bene come fare. Mi piace molto la verità di questo pezzo, un elettropop, ma c'è dentro il trap, c'è un po' di tutto e soprattutto una grande presenza scenica. Ottimo. Diciamo questo. Questo però lo diciamo dopo, perché Ok. così, ok. Allora, con il codice, così non influenziamo nessuno. No. Con il codice 02 Ari con What About Us. Ari! Io canto per La 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 la. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets blowing up on the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us on the river to fall. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the planned the ending disasters? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we can when you called. But then you fooled us, and no is a no. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? Oh, what about us? What about all the planned the ending disasters? What about love?
bones, but then I'll be ready. Are you ready? It's the start of us waking up, come on. Are you ready? I'll be ready. I don't want control, I want to let go. 'Cause now it's time to let them know. What about us? What about all the times you said you had the answers? So what about us? What about all the broken happy ever after? So what about us? What about all the planned ending disasters? What about love? What about trust? What about us? What about us? What about us? What about us? Ari, il microfono è mio. Lo so, ti avevo detto di tenerlo, però tu devi sapere che io ho una certa età. Prima che ti ho detto dietro le quinte, mi raccomando, tu che sei giovane aiutami. Invece poi io ho una certa età e mi scordo quello che dico. Ci sta, che dici Angelo? Ti ho visto fare la direttrice artistica a Lungotevere. Vabbè, ma che significa? Pattinare, Sai, pattina coi pattini. Andavi. Io sono un po', diciamo, una memoria a lungo raggio, Poi- quella, vabbè, come Poi gli anziani. sei una cantante, una grande apnea, grande diaframma. Allora, con il codice 03, accanto a lei, Milen. Io canto per Non ho tempo se li ascoltami, pensano i conici. In curva seduta sull'F12. Ti prendo e poi ti porto un po' più in alto, oh. Non lo sai, taglio il traguardo, non ci pensi scazzo. Baby ti piaccio, hai capito dal tuo sguardo. Vedi non riesco neanche a mettere uno sbaglio. Se poi ti bacio in bocca mi perdi e si risveglia. Ti porto a Malibu, ti compro anche una stella. Non mi conosci affatto, pensavi fossi un altro. La verità la sai, io ti capisco ormai. Rispondi al mio WhatsApp, anche se non ti va. Come faccio a sopportarti ora? Ti sveglio nella notte accanto a lei, ma non voglio lei, chissà chi sarà. Vediamoci una cosa, accendo la città, chissà cosa sarà, come finirà. Mi sveglio nella notte accanto a lei, ma non voglio lei, chissà chi sarà. Vediamoci una cosa, accendo la città, chissà cosa sarà, come finirà. Siamo in questa stanza, il fumo che la panna, di notte lo sai sempre che il tuo respiro è lento, le mani tue sul petto mi sciolgono, non capisco che le tue voglie ormai non mi soddisfano più, dai. Un ritmo che mi piace, l'equilibrio sai. Ma se spengo il cellulare tu impazzisci e mi fai stare per 2 giorni perché non ci riesci a stare senza, poi mi supplichi facciamolo più volte mi sveglio nella notte accanto a lei, ma non voglio lei, chissà chi sarà. Vediamoci una cosa, accendo la città, chissà cosa sarà, come finirà. Mi sveglio nella notte accanto a lei, ma non voglio lei, chissà chi sarà. Vediamoci una cosa, accendo la città, chissà cosa sarà, come finirà. Codice 03, accomodati Milen. Invece vedi con lui, quando mi sono sentita dico Milen, mi ha detto come Milan, solo che devi dire Milen. Perché sai, non si sa mai in questi nomi. Ho scritto delle cose di lui, ho scritto delle cose. Accanto a lei è il titolo del suo brano, mentre con il codice, il numero 04, Greta Cerrone con It's So Quiet. io canto per It's all so quiet. It's all so still. You're alone.
about a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over. And then shh, it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, ding dong, the devil casts loose. Zing dong, stop, what's the use? Woo! Woo! Of falling in love. It's all so quiet. It's all so still. You're alone. It's so peaceful until you ring that bell. Bing bang, you shower, you yell. Higher, oh, you broke the spell. Gee, this is well, you as must ever fear. This guy's gorgeous, I got it. There's no mistake. This is it. Till it's over, and then it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, ding dong, the devil gets loose. Ding dong, so what's the use? Woo! Woo! Of falling in love. The sky caves in, the devil gets loose. You blow, 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 blow your fuse. Woo! When you fall in love. It's So So Quiet, Greta Cerrone, codice 04, accomodati pure Greta, e adesso vi ricordiamo tutti e quattro, andiamo pure con le schede, codice 01 Bubbles, eccoci, codice 02 Ari, codice 03 Milen e codice 04 Greta Cerrone. Da questo momento potete votare al 342 627 5717 solo ed esclusivamente con messaggi su WhatsApp. Potete mandare solo il codice, quindi 01, 02, 03 o 04. Anche più voti come volete, basta che siano messaggi, non telefonate per favore, e da questo momento partono i voti. Prima tutto quello che è arrivato prima, perché so che è già arrivato qualcosa prima. Beh. Tutto quello che è arrivato prima purtroppo siamo costretti a, Annullare. ad annullare. Ragazzi, complimenti a tutti e qua, 5 perché abbiamo un duo oggi e abbiamo pochissimi minuti, però in questi pochissimi minuti possiamo anche già, se tu vuoi, Un recall? un recall, però deve essere veloce, pari, cioè nel senso vabbè, diciamo, deve essere la mia uguale. impressione, diciamo, positiva, poi passiamo alle critiche dopo. Dopo, Ok. dopo, sì, le critiche nella Quindi, seconda parte. allora, Le critiche devono essere solo costruttive, perché non voglio No, gente no, che non costruisce qua dentro. assolutamente. Quelli che sfasciano, via. Non sono stiamo costruzioni. scaldando il banco qui, però dobbiamo dire almeno la verità, quello che Certo, pensiamo, no? certo. Non sono i follower su Instagram, ce n'hai 1 milione, poi fai un evento e vengono 3 certo, persone. esatto. Quindi dobbiamo dire, perché loro devono fare discografia, chi ha i pezzi editi deve passare subito all'inedito, ok? E avere tutte e due, perché poi... Allora, i Bubbles che io già conosco, voci ben assortite, armonizzano perfettamente. Mi piace molto questo cambio ritmico, no? Che voi visitate un po' il rap, il trap, un elettropop poi diventa.
E poi casomai potete anche aggiungere qualcosa. Il pezzo è in si bemolle minore, ok? Ecco, questo vi ha fatto la radiografia, giusto per dire, Vabbè, giustamente da maestro il minimo. Dobbiamo un po' dire Esatto. perché anche la tonalità identifica il pezzo. Vado avanti, Certo. facciamo dopo. Sì, giusto una Ok, carrellata. una perché- carrellata così. E la cosa che io conosco, lei ha 15 anni, Ari, la conosco da tempo, cantautrice, sta cantando un pezzo in inglese. A primo ascolto lei affascina perché sembra un'americana, queste miniserie americane, a questo modo di cantare, questa voce fonogenica. Sto parlando di Ari, ok. Il cantautore accanto a lei, Milen. Innanzitutto ti faccio i complimenti ai cantautori sempre. Francesco il nome, giusto? Mi ricordo bene, Francesco. Scrivi bene, però proprio voglio approfondire con te. Vabbè, non dico questa cosa perché La diciamo la dico dopo. ce la conserviamo. Mi è piaciuto molto questa tua frase, rispondi al mio WhatsApp. Sembra una frase stupida, però tu l'hai messa, forse l'ho sentita poche volte. È il linguaggio moderno, diretta. ovviamente. Ok, mi piace molto. Il tuo pezzo è un classico, la minore fa sol, un tormentone minore. 3 accordi ottimo perché non si possono fare troppi accordi. I pezzi devono essere molto minimali oggi, se no disturbano. E poi abbiamo Dopo diciamo anche The Voice. spoileriamo anche un piccolo aneddoto sul brano che fa Ok, la sigla che finale. poi riguarda anche la sigla che ho scritto per te, sì. ma posso dire ho scritto, vabbè, Sì, l'ha detto sì, il tuo tecnico. abbiamo riarrangiato, Ok. dopo diciamo. Greta, vabbè, The Voice, può cantare anche le pagine gialle. Mi ha colpito molto questi. Lei fa zitti e buoni, no? Però a me mi ha colpito molto il tuo lancio sui bisacuti, che prendi questo re bemolle che appoggia il do. È molto figo, poi ne parleremo. Intanto grazie per questa analisi Finito? perfettamente. No, No, abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo qualche minuto? Sì, abbiamo ancora qualche minuto. A te qual è il pezzo che ti piace più? No, puoi dirlo. assolutamente. No, volevo dire che mi fa piacere invece avere una persona che insomma in qualche modo anche tecnicamente... Ma io sto sdoganando anche questo linguaggio, perché i cantanti si sono stancati, no? Sì. Di sentirti dire ma sei fidanzato, sei... Vabbè, insomma. Che mise... Io ho detto, per esempio, i Bubbles hanno un ottimo look, presenza scenica, però poi anche per loro dobbiamo passare ai pezzi, dobbiamo realizzare le canzoni. Senza canzoni, diceva il mio amico Gianni Belfiore, che ha scritto Se mi lasci non vale, non esistono cantanti. Questo è il senso. Quindi, insomma, dobbiamo produrre. Senza canzoni i cantanti senza che, scusa, non avevo capito sono la morti, prima parte. non Certo. esistono cantanti. Anche se oggi tu vedi che ci sono molte persone che, come dire, se la cantano e se la suonano, quindi se la scrivono, se la cantano. Io prendo per e se la esempio Giorgia suonano. che cantava Whitney Houston, però poi Giorgia ha fatto anche una produzione personale, no? Cioè rifarsi a un cantante di riferimento è importante, ma però scrivere sempre. Guarda, il contest si chiama Io canto per, abbiamo spiegato più volte che è più una vetrina che una vera e propria gara canora. Mi Tutto piace. quello che succede è, diciamo, un divenire anche per creare un po' così, una cosa friccicarella da Sì, casa. però le gare, ragazzi, Però, devono farle. sì, ragazzi. sicuramente, Senza però gare. diciamo in questo caso la prendiamo per una vetrina, per quella che è. Io canto per cosa? I Bubbles? O per chi? Per tutti. Per tutti. Abbiamo 2 minuti. Per tutti, loro cantano I giustamente. Bubbles per- uomo, sì, uomo. No, ha parlato la donna. Noi cantiamo per tutti, ma cantiamo anche per noi, perché quando canti per te stesso arrivi più facilmente alle persone. Magari con più difficoltà, magari perché con gli inediti fai più fatica, però sono obiettivi che ci poniamo. Ari? Io concordo con loro, infatti spero che subito al primo ascolto arrivi ciò che voglio trasmettere a tutti coloro che appunto mi stanno ascoltando, quindi canto anche per me perché come ho detto tante volte anche come una terapia riesci ad esprimerti molto bene e quindi ecco ringrazio anche tutti coloro che mi ascoltano e spero che gli arrivi la mia musica. Io canto per? Canto per le storie che ascolto anche al bar, perché quello che scrivo non è spesso la storia mia, ma sono le storie che mi raccontano. E mi anche sembra gli giusto. altri. Questa guarda, è la cosa più giusta che ho sentito dire, perché a volte quando dicevo canto per raccontare di me, le mie Il introspezioni. cantautore fa una regia di quello Invece che la vede. nostra Greta? Io sottoscrivo quello che hanno detto i miei compagni, io canto per esprimermi e per far ricevere ciò che voglio esprimere al pubblico. Grazie Greta, mi raccomando votate al 342 627 5717, noi ci vediamo subito dopo la pubblicità e con loro alle 17:30, a tra pochissimo.